amministrative, Rovigo unico capoluogo veneto al voto per il ballottaggio, cambia colore il candidato del PD, Gaffeo brucia l'avversaria del centrodestra, Monica Gambardella. 11 comuni veneti al ballottaggio, il centrodestra a trazione leghista conquista 6 municipi tra cui Monselice, Spinea, Cadonere e Pescantina, il centro-sinistra tiene a San Bonifacio, la Lega strappa Mogliano al centro-sinistra per 45 voti, tanto è bastato a Davide Bertolato per strappare il comune all'uscente Carola Arena del PD. Uccisa a coltellate dall'ex, Marianna Sandonà era terrorizzata tanto da aver chiesto ad un amico di essere presente al momento dell'incontro, ancora gravi, omicida e amico. Villetta a fuoco a Marcon, il veneziano, morti carbonizzati, 2 anziani coniugi, il paese sotto shock, a causare il rogo forse il fornelletto anti-zanzare. Weekend di sangue sulle strade della regione, 3 motociclisti morti in poche ore sul Fadalto, giovane mamma travolta da un'auto, non ce l'ha fatta. 10 anni dopo il tornado che devastò Vallà torna Ioanni e la canzone dei Los Massaradores, suonata da centinaia di musicisti, aiuterà stavolta le popolazioni del Bellunese colpite dalla tempesta Vaia. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, in primo piano i risultati del turno di ballottaggio che ha interessato 11 comuni della nostra regione. A Rovigo, unico comune capoluogo del Veneto andato al ballottaggio, dopo un testa a testa durato per ore, a tarda notte è arrivato il risultato, il centrosinistra conquista appunto l'unico comune capoluogo, vince Edoardo Gaffeo, professore di economia, che sfidava la candidata del centrodestra Monica Gambardella. Gaffeo è prevalso con il 50,94% delle preferenze, mentre Gambardella si è fermata al 49,06%. Ed andiamo ora nel veneziano, dove erano 2 i comuni al ballottaggio, Spinea e Noale. Sentiamo com'è andata da Filippo Fois. Buongiorno da Venezia, erano 2 i comuni con più di 15.000 abitanti nei quali è stato necessario ieri il turno di ballottaggio per decidere il nuovo sindaco. In totale in questa tornata di amministrative i comuni con più di 15.000 abitanti erano 3, ma uno, Scorza, è riuscito a eleggere il sindaco già dal primo turno, Nais Marcone, non è stato necessario quindi il ballottaggio. Gli altri 2 comuni invece erano Spinea e Noale. A Spinea, il comune più popoloso tra quelli al voto, con più di 22.000 elettori chiamati alle urne, ha vinto Martina Vesnaver. Sul filo di lana è la candidata del centrodestra, sul filo di lana contro Emanuele Ditadi, l'ex vice sindaco uscente. Pensate che i voti per Martina Vesnaver sono stati 5.396 contro 5.340, per cui per pochissime decine di voti, 50,2 a 49,7, Martina Vesnaver è il nuovo sindaco di Spinea. Il vantaggio al primo turno di Vesnaver era stato molto più ampio, di 10 punti, 48% a 38%, invece ieri si è andati alla conta all'ultimo voto praticamente. A Noale invece è stata riconfermata la sindaca uscente Patrizia Andreotti del centro-sinistra, ha vinto contro Michela Barin, che era sostenuta tra gli altri da Lega e Forza Italia. Patrizia Andreotti ha preso il 53,49% contro il 46,51%. Al primo turno le 2 candidate erano praticamente appaiate, 45 per l'Andreotti e 44 per Michela Barin. Poi il distacco è avvenuto nel secondo turno, dove tra l'altro si è, cosa abbastanza singolare, in un secondo turno registrata comunque un'affluenza piuttosto alta. Noale ha votato il 57,93% degli aventi diritto, mentre a Spinea solo il 49,27%. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea.
E vittoria al photo finish anche a Mogliano Veneto, unico comune della provincia di Treviso andato al ballottaggio. Il candidato sindaco del Carroccio ha vinto, pensate, per soli 45 voti. Davide Bortolato ha sconfitto quindi la prima cittadina uscente, Carola Arena, con un giallo anche su alcune schede, ma ci aggiorna in diretta telefonica da Mogliano Lucio Zanato. Sentiamo. Mogliano si è svegliata oggi con il mercato e un nuovo sindaco. Si chiama Davide Bortolato, ha 46 anni e rientra in giunta dopo l'esperienza come assessore con l'ex sindaco Azzolini. Ieri sera c'era anche il sindaco di Treviso Mario Conte, quando c'è stata la conta dei voti fino all'ultimo, perché con 45 voti di scarto Davide Bortolato si è imposto sul sindaco uscente Carola Arena. È stata una battaglia e soprattutto una vittoria di tutti, queste sono state le prime parole del neosindaco, estenuante, emozionante e per questo ancora più bella le parole appunto del sindaco Davide Bortolato. Ed ora si inizia a lavorare. Come dire, diciamo che la distanza di 800 voti del primo turno che c'era tra appunto lo sfidante e il sindaco uscente Carola Arena non è bastata, nel senso che Carola Arena è riuscita a risalire quegli 800 voti di stacco, ma in realtà questi 45 insomma sono stati veramente determinanti. Mogliano, dicevamo, questa mattina si è svegliata con il mercato settimanale, ma soprattutto con un nuovo sindaco, con tante cose da mettere a posto, da continuare. Carola Arena ha detto: continueremo, diciamo così, il nostro impegno dai banchi dell'opposizione. Per il sindaco Bortolato invece ci sono molte cose da cambiare su questi ultimi 5 anni di gestione del centro-sinistra. Staremo a vedere nelle prossime ore. Per il momento da Mogliano, linea allo studio. Ed ora nel Padovano, ballottaggi a Cadoneghe, Monselice e Campodoro. Il centrodestra fa cappotto, vince in tutti e tre i comuni. Sentiamo. Il centrodestra fa la tripletta nel Padovano e in provincia erano tra i comuni che nel fine settimana si sono recati alle urne per il ballottaggio. Il caso più eclatante è quello di Cadoneghe, il comune dell'Interland, considerata la Stalingrado padovana, dopo oltre 70 anni di sindaci di area di centro-sinistra, proclama primo cittadino Marco Schiesaro, sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Popolo della Famiglia e Civiche di centrodestra. Schiesaro si impone sull'uscente Michele Schiavo con il 52,79%. A Monselice, dove la sfida era tutta di centrodestra, vince Giorgia Bedin, sostenuta dalla Lega, che batte nettamente il vice sindaco uscente Gianni Mamprino, ottenendo il 58% dei consensi. Infine il caso Campodoro, il piccolo comune di 2.654 abitanti, andava al ballottaggio dopo il pareggio dei due sfidanti. Alla fine vince il cambiamento con Gianfranco Vezzaro, dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, che ha battuto il vice sindaco uscente Vincenzo Gottardo. Gottardo si ferma a 751 voti, gli stessi ottenuti al primo turno, mentre Vezzaro lo sorpassa di 42 preferenze. Nel Veronese ora, anche qui erano tre i comuni che sono andati al ballottaggio. A San Bonifacio, comune più popoloso tra quelli appunto che sono arrivati al secondo turno del Veronese, vittoria di Giampaolo Provoli alla testa di un gruppo di civiche di area di centrosinistra, che si riconferma sindaco con il 60,45% dei voti contro Emanuele Ferrarese, sostenuto da una coalizione di centrodestra che si è fermato al 39,55%. A Negrar di Valpolicella lo scrutinio all'ultimo voto vede l'affermazione di Roberto Grisona alla guida di 4 civiche su Marco Andreoli, centrodestra, con un distacco di appena 74 voti. Alla fine Grison si impone col 50,46%, rimontando e ribaltando l'esito del primo turno, che aveva visto Andreoli arrivare ad un soffio dalla vittoria con il 49,57% dei voti. Il comune della Valpolicella è fra i tre al ballottaggio nel Veronese quello che ha registrato l'affluenza più alta, 58,3%, anche se ben al di sotto di quella di 15 giorni fa, quando alle urne si era presentato oltre il 71% degli elettori.
Netta invece a Pescantina la vittoria di Davide Quarella, candidato della Lega di Due Civiche, che supera di ben 2000 voti lo sfidante Luigi Cadura, alla guida di Due Civiche, con un risultato che non lascia dubbi: 63,36% contro 36,64%, e che conferma l'esito del primo turno. Il neosindaco Davide Quarella è al suo primo mandato da sindaco nel comune sulle sponde dell'Adige. Ed ora andiamo nel Vicentino. Valdagno, unico comune al ballottaggio. Qui si è affermato il candidato di centrosinistra, ma ci aggiorna in diretta telefonica appunto da Valdagno Guido Barbato. Buongiorno Guido. Buongiorno da Valdagno. Riconfermato allora al ballottaggio il sindaco uscente Giancarlo Acerbi, che guida questa amministrazione, quindi andrà a guidare questa amministrazione per altri 5 anni, dopo i 5 precedenti. In passato Acerbi era stato anche assessore al sociale. Acerbi ha compiuto un'impresa piuttosto difficile, quella di superare al ballottaggio il risultato ottenuto dal suo sfidante Alessandro Burtini, che aveva con sé tutto il centrodestra e che al primo turno era davanti a Giancarlo Acerbi. Valdagno si conferma perciò una delle poche roccaforti vicentine guidate da un sindaco di centro-sinistra, o meglio potremmo anche dire di centro del centro-sinistra, perché anche il predecessore di Acerbi, Alberto Neri, apparteneva all'area della Margherita, e quindi forse una delle poche realtà appunto della provincia iberica guidata da un sindaco legato in qualche modo al PD o alle liste in precedenza dell'Ulivo. Grande soddisfazione o anche un pelino di incredulità, visto l'operazione di sorpasso ottenuta nella domenica del ballottaggio da parte di Acerbi, che appunto si occupa da molto tempo in particolare di sociale, e che ci farà sapere tra qualche istante anche il suo programma per i prossimi 5 anni. Appuntamento al telegiornale di stasera. Da Valdagno è tutto. Ecco, grazie Guido Barbato. Chiudiamo quindi quest'ampia pagina del nostro telegiornale dedicata all'esito del secondo turno delle amministrative in Veneto. Proseguiamo il telegiornale con la cronaca. Torniamo a parlare del femminicidio che si è verificato sabato sera nel Vicentino, a Monte Galdella. Marianna Sandonà, 43 anni, è stata uccisa a coltellate dall'ex convivente, che si è scagliato con un coltello anche nei confronti dell'amico che l'aveva accompagnata nel momento dell'incontro che era stato fissato dai due ex compagni per la riconsegna di alcuni beni personali. La donna era terrorizzata dall'ex che dopo il delitto e il ferimento dell'amico ha tentato il suicidio. I due uomini sono entrambi gravi, ma ci aggiorna in diretta telefonica da Monte Galdella Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno da Monte Galdella. È ancora sotto shock il piccolo paese, 1700 abitanti appena, dove nel tardo pomeriggio di sabato si è consumato l'ennesimo atto di follia di un uomo contro una donna, il 27esimo dall'inizio dell'anno. La vittima è Marianna Sandonà, 43 anni, uccisa con almeno 10 coltellate dall'ex compagno Luigi Segnini, 38 anni, camionista di Torri di Quartesolo. Gravemente ferito durante la violenta follia omicida anche un amico della donna, Paolo Zorzi, padovano di Cervarese Santa Croce. Una ricostruzione ormai abbastanza sicura di quanto accaduto in questa palazzina di via Amerigo Vespucci. Qui la donna attendeva l'arrivo dell'ex compagno, aveva paura, probabilmente per questo c'era con lei il padovano. Marianna Sandonà aveva stilato una lista delle cose che Segnini, si erano lasciati da circa un mese e 2, avrebbe dovuto portare con sé. Probabilmente proprio la vista dell'elenco ha fatto esplodere la rabbia. 10 le coltellate inferte a Marianna Sandonà senza lasciarle alcuno scampo. 2 fendenti hanno raggiunto anche Paolo Zorzi. Segnini ha poi tentato di uccidersi colpendosi al torace e al collo. I 2 uomini sono ricoverati in ospedale, Zorzi a Vicenza e Segnini a Padova. Sono feriti in modo grave, ma non dovrebbero più essere in pericolo di vita. Sono un raptus, secondo gli investigatori dei Carabinieri di Vicenza, che sono al lavoro da sabato, su cui si sta cercando di fare piena luce. Se non ci sono domande da studio, per ora da Vicenza è tutto. Maggiori aggiornamenti nelle prossime edizioni.
Grazie Chiara Gaiani, e purtroppo nelle ultime ore dobbiamo registrare un altro caso di violenza domestica, fortunatamente non grave come il precedente, si è concluso con un arresto nell'ambito proprio del contrasto alla violenza domestica in base alla nuova normativa tutela della parte debole in famiglia, l'operazione dei carabinieri della compagnia di Mestre che hanno eseguito un provvedimento in flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di un uomo di 47 anni, residente a Mestre, responsabile di numerosi e quasi ossessivi episodi nei confronti dell'ex moglie. L'uomo aveva ridotto l'ex compagna in uno stato di continuo terrore condito da minacce e persecuzioni. Nonostante fosse già colpito dal divieto di avvicinarsi, non si rassegnava alla fine della relazione. Dopo una massiccia assunzione di alcolici si è presentato a casa e ha suonato insistentemente il campanello per farsi aprire, svegliando la ex moglie ed il figlio. La donna ha avuto la prontezza di chiamare il 112 facendo intervenire una pattuglia della sezione radiomobile che ha sorpreso l'uomo sotto casa in piena violazione delle prescrizioni imposte dal giudice. L'ex marito è stato quindi arrestato. E continuiamo con la cronaca. Marcon è un paese sotto shock dopo la tragica fine di due anziani coniugi morti nella notte tra sabato e domenica, carbonizzati nell'incendio della loro abitazione. Sentiamo i dettagli da Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno da Marcon. Il paese è in lutto all'indomani della tragedia in via Raffaello in cui hanno perso la vita due anziani coniugi, Silvano Conte di 86 anni e la moglie Maria Favaretto di 85, morti carbonizzati al piano terra della loro casa che è stata devastata dalla furia di un incendio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri che però quando sono arrivati si sono trovati davanti uno scenario a dir poco straziante. La donna era in camera da letto, proprio sul letto dove era costretta da una grave infermità e con una gamba amputata. Invece il marito in cucina sulla poltrona dove forse si era addormentato dopo aver guardato la televisione. Ora le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria che si è riservata di procedere con l'autopsia. La speranza infatti è che i coniugi non si siano accorti di nulla, asfissiati prima dalle esalazioni dell'incendio che sembra da una verifica iniziale possa essersi sviluppato nel vano dell'entrata. Difficile nell'immediato per i vigili del fuoco stabilire cosa abbia provocato in maniera accidentale l'incendio. L'ipotesi più probabile è il cortocircuito, riconducibile forse al malfunzionamento di qualche elettrodomestico. I vigili del fuoco non si sbilanciano e rinviano ogni considerazione al sopralluogo che è stato programmato proprio per questa mattina con gli esperti del nucleo investigativo antincendio territoriale. Da Marcone è tutto, restituisco la linea allo studio. E quello appena trascorso è stato un fine settimana tragico sulle nostre strade. Nel Trevigiano 3 le persone che hanno perso la vita. Sabato sera a Santa Lucia di Piave una giovane mamma è stata falciata in moto fuori dal casello dell'autostrada. A Vittorio Veneto, sentiamo. La mattinata trascorsa con il figlio tredicenne, poi sabato sera il tragico schianto in sella alla sua amata moto sul Fadalto. Chiara Bernardi, 42 anni, di Santa Lucia di Piave, è la terza vittima di un fine settimana tragico per la Marca trevigiana sulle strade. La 42enne, dipendente dell'azienda di raccolta rifiuti della sinistra Piave Savno, attiva nella politica locale, è stata centrata da un'auto che si è immessa sulla statale proprio mentre sopraggiungeva la sua Kawasaki. L'impatto violento è stato fatale alla donna, rimasta senza vita sull'asfalto. Chiara Bernardi era originaria di Tarzo ma risiedeva con il figlio a Sarano. Dolore tra chi la conosceva e chi lavorava fianco a fianco. Il presidente di Savno, Giacomo De Luca, ha raccontato commosso di averle raccomandato di essere prudente sulla strada proprio nelle ore prima del sinistro. Sarà la Procura della Repubblica ora ad accertare eventuali responsabilità, aprendo a carico del conducente della vettura un'inchiesta per omicidio stradale. Linea alla regia, ora per la pubblicità, ci rivediamo tra poco. Ed ora andiamo a Borso del Grappa, un parapendio ha sbagliato manovra ed è atterrato sul tetto di un camper. Sentiamo.
Borsa del Grappa, adrenalina fino all'ultimo per un parapendista tedesco di 34 anni che nel compiere la manovra di atterraggio è finito sopra un camper in sosta nel parcheggio di via Cenghia in prossimità dell'antica abbazia. Sul posto i sanitari del SUEM 118 di Crespano e il soccorso alpino. L'uomo era rimasto bloccato sul tetto del camper, non riusciva a muoversi a causa dei dolori riportati nel violento impatto. Per accertare le sue condizioni è stato prima visitato, poi calato a terra, imbarellato e trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Castelfranco Veneto. Ed abbiamo anche un'altra notizia di cronaca arrivata proprio in questi minuti in redazione. Purtroppo c'è stato un altro incidente mortale sulle strade della provincia di Treviso, è avvenuto poco fa tra Musano e Trevignano. Nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali vi aggiorneremo su questa ennesima tragedia della strada. Ma parliamo ancora di incidenti, perché nel Padovano un uomo ha investito un'anziana ed è scappato. Un cinquantenne è stato fermato dai carabinieri. Sentiamo. Causa un incidente e scappa, ma viene arrestato dai carabinieri. È successo sabato scorso, quando un cinquantenne veneziano, percorrendo via Caltana, Villanova di Campo San Piero, ha urtato una donna di 82 anni che stava attraversando la strada. L'uomo, invece di prestare i primi soccorsi, ha proseguito la sua corsa. Immediatamente identificato, è stato rintracciato dai carabinieri di Pionca di Vigonza. È risultato positivo all'alcol test con un tasso di 2,04 grammi per litro. Non bastasse, la sua patente era scaduta dal 2015. È stato sottoposto agli arresti domiciliari e l'auto gli è stata sequestrata. Fortunatamente la donna investita è stata subito soccorsa e portata all'ospedale di Campo San Piero, dove le sono state diagnosticate ferite guaribili in 5 giorni. 10 anni dopo il tornado che devastò Vallà di Riese Pio X nel Trevigiano, torna Ioani, è la canzone dei Los Massadores, suonata sabato pomeriggio da centinaia di musicisti. Un brano ed una festa che questa volta aiuterà le popolazioni del Bellunese colpite dalla tempesta Vaia. Ioani, 10 anni dopo, sono in 1000, forse un po' meno, di tutte le età, i musicisti che si sono riuniti a Vallà per suonare insieme ai Los Massadores la canzone diventata il simbolo del tornado che devastò 10 anni fa la frazione di Riese Pio X. Ero sull'orto per arare i succati, sotto ne dai a 3 botti, mega fatto sigare. Sarai in finestre se qualche forai. Un brano, Ioani, composto sulla scia di Domani, la canzone realizzata dai più famosi cantanti italiani dopo il terremoto dell'Aquila del 2009. A Vallà fortunatamente non ci furono vittime, ma la devastazione fu simile a quella di un sisma e la band riesina, diventata famosa proprio a partire da quel brano, nel decennale della tromba d'aria ha chiamato centinaia di strumentisti a suonare tutti insieme Ioani e registrare un nuovo video. Musica, allegria e sorrisi nel segno della solidarietà e della forza di un paese di rialzarsi, proprio come ha fatto Vallà, grazie anche alla vicinanza e all'aiuto dei tanti che si sono rimboccati le maniche per dare una mano. Butto l'occhio dentro greppia, vedo a testa delle bestie, caponari di comici, fulminai dei tralici, cosa esisti tralici? Ecco quindi che l'evento non poteva che essere benefico. I fondi raccolti infatti verranno devoluti ai cittadini bellunesi che lo scorso autunno hanno subito i danni della tempesta Vaia. A proposito della tempesta Vaia, è proprio di questi minuti la notizia che il commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Veneto alla fine di ottobre del 2018, Luca Zaia, ha firmato l'ordinanza di approvazione dei bandi per contributi a imprese e privati che hanno subito danni durante appunto l'eccezionale ondata di maltempo. 5 bandi suddivisi
servizi per settore agricolo, acquacoltura e pesca, imprese del settore foreste, settori diversi da quello agricolo, forestale, acquacultura e pesca, che sono appunto i privati. Ed era questa l'ultima notizia. Vi ricordo questa sera, subito dopo i telegiornali, torna 20:10, torneremo a parlare delle grandi navi dopo l'incidente di una settimana fa e la grande manifestazione che c'è stata sabato a Venezia, ospite di Ferdinando Avarino, l'ex ministro dell'ambiente Corrado Clini. E poi naturalmente ancora politica e non solo in prima serata, come ogni lunedì a partire dalle 21:15 con Ring. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. La settimana inizierà in compagnia del bel tempo e del caldo grazie alla costante presenza dell'anticiclone africano. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 10 giugno. Sul Veneto il cielo risulterà a tratti coperto, specie al mattino, ma senza ulteriori conseguenze. Ampio soleggiamento su tutte le province invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese tra i 23 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile, con tanto sole ovunque. Il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Qualche annuvolamento in più sui settori costieri, ma del tutto innocuo. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime oscillanti tra i 25 e i 30 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove andrà meglio al mattino con tempo più asciutto, ma dal pomeriggio non si escludono dei rovesci a carattere sparso, alternati comunque a qualche pausa più asciutta e soleggiata. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime sui 29 gradi circa. Bene, per questo aggiornamento è tutto. Arrivederci.